Cari amici di Black and White TV, benvenuti ad una nuova puntata della Triade dei Sapori. Oggi siamo proprio a casa mia, sì, ovvero a Montagnana, la cittadina che da tanti anni mi ospita. Ma cos'è Montagnana? Montagnana è un insieme di romanticismo, di vie romantiche, di storia, di cultura, di tradizioni. Guardate, io sono proprio oggi al centro, in questa meravigliosa piazza, e alle mie spalle ho proprio il Duomo dedicato a Maria Assunta. Insomma, una cittadina meravigliosa. Tra l'altro, ricordo, è anche tra i borghi più belli d'Italia. Quindi adesso io vi faccio scoprire Montagnana segreta, perché io la conosco molto bene. Quindi andiamo. Per scoprire Montagnana però dobbiamo attraversare i suoi romantici e bellissimi portici, carichi di storia, di cose da raccontare. Ora però voglio portarvi in una delle 4 porte che sono l'accesso a questo meraviglioso borgo medievale. Quindi venite con me. Io starei ore e ore a parlare di Montagnana. Avete visto che ha meravigliosi angoli, nascosti, romantici, bellissimi, ma non è solo questo Montagnana. Montagnana è anche tradizione, buon cibo, buon vino, tanti prodotti di qualità. Adesso facciamo ancora un piccolo giretto a vedere i bei scorci nascosti, ma poi la nostra missione è parlare di cibo ed enogastronomia. Venite con me. Montagnana non è solo storia, cultura, musica, tradizione, è molto di più. Montagnana è per me ispirazione. Immagino queste mura, mi trovo al centro, fronte di attacco e fronte di difesa. Le immagino ispirate in un piatto, immaginate una consistenza solida, liquida, salato e dolce, freddo e caldo, insomma possiamo veramente creare piatti poetici come queste mura. Ma oggi per parlarvi e farvi capire meglio andremo a trovare un artigiano che produce un prodotto fantastico tipico di queste zone. Quindi seguitemi e andiamo a preparare il cibo. Buongiorno! Ciao. Ma ciao Marta, Ciao, finalmente Andrea. eccomi qua. Ragazzi, Ciao. oggi, se non lo sapete, guardate intanto che meraviglia, sono proprio all'interno del panificio Zanarotti. E davanti a me Marta, che conosco molto bene, e anche tutti i prodotti. Però Marta, una cosa molto importante. Allora, io vorrei far conoscere a casa la qualità dei vostri prodotti, la bontà delle vostre preparazioni. Allora, raccontiamone un po', che preparazioni ci sono, le più importanti? Allora, sicuramente C'è lo schisotto. Schisotto, se non lo conoscete lo schisotto dovete venire per forza ad assaggiarlo a Montagnana e Panificio Zanarotti perché è meraviglioso. Poi abbiamo La pizza. e poi c'è il dolce, la fugaccia. la fugaccia che prepareremo insieme. Ma Esatto. io direi, ascolta, ma se devo fare vedere a casa come si fa, c'è la possibilità in qualche modo? Certo, ti accompagno dietro e vieni. Ma prepariamo insieme tutte queste Certo. cose? No, non ci credo. Sul serio? Allora Certo faccio che una sì. corsa e vengo di là. Vieni con Andiamo, venite. Oh, grazie Marta. Ciao, Buongiorno ciao, Andrea, ciao, grazie ciao, Marta, gentilissima. Buon lavoro perché là è pieno di gente, ho visto c'è una fila meravigliosa. Andrea, buongiorno. Io sono venuto qua a imparare a fare il pane oggi, ma c'è qualcosa? Certo, dovresti cambiare. Esatto, però. giustamente. Ha ragione, vado a cambiarmi subito e arrivo. Faccio velocissimo, faccio veloce. Eccomi Andrea, allora, divisa completa, tolto braccialetti e tutto pronto Benissimo, per lavorare in benissimo. laboratorio. Intanto è un piacere Andrea essere qua e Grazie. soprattutto per noi di Black and White TV raccontare quelle che sono le eccellenze del territorio. Perché oggi parliamo proprio di eccellenze, Certo. ok? Di artigianalità, di tradizione e di eccellenza. Io sono curioso, soprattutto devo mettere le mani in pasta, non è il mio mondo, quindi dimmi anche su, qui, dammi sciaffe come si fa anche in certo, panettone. Allora non ti Andrea, non ti preoccupare. bravissima, è un C'è piacere. nessun problema. guarda. Intanto, meraviglia, poesia. Cos'è quello che troviamo qua adesso sul tavolo? Questi sono l'impasto della pizza, della nostra pizza. Perfetto, cos'ha di particolare la tua pizza? Però prima voglio chiedere una cosa. Da casa, chi non conosce la vostra attività, quindi il vostro panificio Zanarotti, raccontiamo un po' quando nasce, come nasce, racconta un po' qualcosa di curioso a casa per far conoscere ovviamente la tua azienda. Beh, la nostra attività ha 100 anni. praticamente. 100 anni, Certo. quindi parliamo di veramente storia pura. Certo, c'è mio nonno, nonno Arturo, Ok? poi c'è mio papà Antonio, e ci sono io, e poi c'è Ci sono i figli I giovani, figli, giusto, sì, che portano sì. avanti con nuove idee, con nuove Certo, cose, ed è certo. veramente una meraviglia. Noi oggi vogliamo raccontare proprio quello. Però ti dico che la tradizione per noi è importante. E questo forse è il segreto per mantenere poi viva, anche vedo tantissima gente fuori, vuol dire che comunque è riconosciuto nel territorio, Certo. tanta gente apprezza la qualità e la tradizione. Infatti dalla vetrina meravigliosa vedo lo schisotto con i prodotti del territorio, buoni, di qualità, insomma una meraviglia. Io adesso
partirei con la pizza. Certo, Allora, guarda. cos'ha di particolare la vostra pizza? Allora, la nostra pizza, la particolarità sua è che ha 24 ore minimo di lievitazione. Quindi parliamo di lunga lievitazione. Certo, con una base fatta con una madre praticamente, il giorno prima. Ok. Hai capito? Sì che Parliamo di una qualità, ragazzi, Tanta stratosferica, qua non si scherza praticamente mica. il lievito è assente. Mamma mia, che meraviglia. Eh. E quindi al palato e soprattutto poi nella parte digestiva, nella digestione, non abbiamo quella pesantezza classica della Guarda, pizza. quella sicuramente è Perfetto. al 100%. Quindi è importante far sapere a casa, la qualità non è solo data dalla mano ma anche dagli ingredienti, però la mano, dicevamo prima, fa la differenza. Questa è una cosa molto importante perché io posso avere gli stessi ingredienti che Andrea, ma nella mia poca esperienza di panetteria fanno una pizza o un pane completamente diverso. Basilare. Esatto, basilare. Partiamo, mi fai Certo. mettere le mani in pasta, le ho Certo. già lavate, quindi partiamo già. Vai. Ok, Allora guarda, per fare la boccia leggermente devi portare i bordi al centro. intanto vedete che Andrea l'ha già fatto, schiaccio al centro, giusto? No, ma non più di tanto, Ok. puoi stare molto leggero, anche così va bene. Ok, eccoci qua. Praticamente La questa boccia, cosa serve fare la boccia? alla la fine? boccia è per dare un po' di forza. Perfetto, e la mettiamo anche, lì. anche perché deve lievitare altre 3-4 ore. Ovviamente minimo. Riccardo si può da notare la differenza della boccia, cioè guarda quella di Andrea e guarda quella, cioè nonostante il nome sia uguale, la mano, avete visto, l'ho detto prima, è completamente diversa. Si vede la mano del cuoco qua, Sì, ma completamente diversa. È un'altra roba. dai. La boccia la mettiamo lì e quanto la lasciamo lì Praticamente adesso? deve lievitare altre 3-4 ore. 3-4 ore, Proprio gonfia, deve gonfia. gonfiare proprio. Non si usa il mattarello per tirare la pizza, vero Andrea? Assolutamente. Almeno questa pizza, questo tipo di Esatto. pizza no. Io ritengo dire è una cosa importante perché tanti pensano che la pizza sia quella che col mattarello si allarga, invece questa, poi vedrete, si allarga semplicemente con le mani. Certo. E questo fa capire che è una nuvola che racchiude Anche dentro- perché per mantenere l'aria dentro Esatto. è basilare adoperare le mani. Mamma mia, Perché ragazzi, con il mattarello proprio si banda fuori l'aria, si schiaccia. Ragazzi, insomma, noi vogliamo raccontare eccellenze, qualità e soprattutto il lavoro dell'artigianato. Proseguiamo con la ricetta, no? Allora vedi Andrea, dopo 4 ore la boccia si presenta così. Che bella. aspetta, cioè è leggerissima, è proprio una nuvola, veramente Esatto, qualcosa di... nuvola. Guardate anche le bolle che si Proprio, creano, è esatto. segno ovviamente che il nostro impasto è al massimo della sua Certo, è al massimo della perfezione. lievitazione. Ok, cosa facciamo adesso? Adesso tiriamo la pizza, Tiriamo la facciamo pizza. la base per la pizza. Perfetto, abbiamo detto, si tira a mano, Certo. bisogna mettere farina, la farina Certo. ci deve essere perché ci sono tanti metodi. Allora, la tua pizza, bisogna mettere parecchia farina per stenderla, c'è chi mette l'olio, c'è chi non mette No, nulla. no. Raccontaci un po' anche questo, se si può raccontare ovviamente, perché ci sono anche dei segreti, giusto? Ma guarda, quando vedrai che la tiriamo, Con la mano. capisci subito Perfetto. perché. Allora direi partiamo? Certo. Dai, Guarda. dimmi come si fa. Guarda, giri perché sotto c'è. Guardate c'è anche il già- movimento, c'è- ok. c'è già. E poi con i pastrelli di Benissimo, pizza, con i non pa- col pane. perfetto. Con i pastrelli cominci, prendi proprio le schiacci proprio, senza paura. Ma ragazzi, guardate come si allarga, è qualcosa di... Ma dai, è qualcosa di... Vado anche a schiacciare i bordi io, Ci quindi sono anche proprio i l'allargo. bordi tranquillamente. Una volta fatta la nostra base, chiamiamola Che così, non è giusto? ancora Non è ancora pronta? Non è ancora pronta. Oh, Questo è perché? il primo step. Perfetto. Perché poi bisogna allargarla. Ah, ok. E come si fa ad allargare? Allargarla, siccome che cioè, è così si fa. Se si rompe un po' si va a attaccare, un po' si Certo, va... certo, nessun problema. Allora. Lei è pronta per infornare. Beh adesso. ragazzi però di solito se si può un primo piano perché guarda Andrea guardate queste bollicine, guardate che meraviglia, cioè questa qua deve essere una nuvola davvero in bocca, cioè deve proprio sentirci la crosticina croccante e in mezzo aria, cioè te mangi questa nuvola. tu la mangi e non la senti. Mamma mia ragazzi, allora forse da casa vi verrà sicuramente voglia di assaggiarla. Allora, due cose dovete fare. Uno, venire al panificio Zanalotti per assaggiare, perché so che ci sono anche tante belle novità, quindi insomma veramente venite a assaggiare i prodotti, quella è veramente una cosa importante, a conoscere Andrea, la sua famiglia, la sua storia, la sua tradizione. Pizza pronta, bisogna farcirla. Bisogna adesso no, io non la farcisco subito. Ok, Io preparo le basi. perfetto. Perché poi anche le basi, perché noi vendiamo nel pomeriggio, alla sera. Benissimo, quindi te vai per cuocere la base. Certo, ma queste basi qua hanno una particolarità che non è come la pizza di pizzeria, che Benissimo. quando anche se la avanzi non la mangi più. Esatto, praticamente. esatto. Questa qua la mangi quando vuoi. Ma dai. Quindi io adesso posso cuocermi la base, Tu metterla da cuoci parte. la base, la metti da parte,
prendi stasera Perfetto, o la anche farcisci. domani Ok. e la farcisci e la metti in forno. Ma e viene ragazzi, quindi vuol dire che come abbiamo una appena durata fatta. nel tempo che può essere veramente... Quindi uno si può gestire. Certo, Si può gestire tutto. anche dopo cotta, Perfetto. la avanzi, metti la tua pizza in frigo, non occorre neanche congelarla, la metti la pizza in frigo, anche dopo 2 o 3 giorni, tu la prendi, la metti in E forno, puoi mangiarla pure. 3 minuti, tempo che si scioglie la mozzarella, Spettacolo. spettacolo, è croccante. Ma e rimanete leggero. con noi perché adesso Andrea tra poco ci svelerà come si cucina e soprattutto poi facciamo una bella pizza con magari un gusto particolare. Certo. Quindi continuiamo con la ricetta. Oh, si sente il profumo? No, beh, ragazzi, guardate che spettacolo. Ma Andrea, questa me la mangerai già così io volendo, eh? Però no, dobbiamo farcirla, hai ragione. Dobbiamo prima farcirla. Allora è un attimo. È un attimo, ma guardate che profumo che c'è, che spettacolo, che bollicine. Mamma mia, Vedi, ragazzi, vedi. dovete venire per forza. È uno spettacolo. Che ancora, Infatti. è appena cotta. Meraviglia. Allora, tira fuori anche l'altra Sì. che ce le facciamo così poi... Certo, prendiamo anche l'altra, poi facciamo tutti e Mamma mia, due. perché una me la devo mangiare, devo assaggiarla anche, è fondamentale l'assaggio, giusto Andrea? È una cosa, il cioè, minimo- dobbiamo far venire la collina in bocca a casa anche, certo, Boh, certo. perfetto, andiamo. Vado? Sì. Eccoci qua con la seconda. Insomma ragazzi, ecco qua il risultato, intanto precotto, giusto? Chiamiamola precottura. Precottura. Ricordiamo un attimo in velocità, la precottura va fatta a temperatura alta, giusto? Sì, beh, alta, Insomma, possibilmente consistente, consistente. alta. In questo caso pochi minuti, perché quanto avrà cucinato? 5 minuti. 5 minuti, tirata fuori, adesso andiamo a farcirla. Certo. Allora, c'è un gusto particolare, Andrea, che magari dici questo è il mio gusto preferito, quello che propongo di più ai miei clienti, o qua ci si Guarda, ci io sbizzarriamo? sinceramente qua dovrei chiamare mio figlio Marco perché è lui che ha... Perché no? Allora Ah. cosa dite? Chiamiamo Marco che ci fa vedere, ci farcisce la pizza con un po' Esatto, di fantasia e esatto. creatività. Meraviglioso. Allora intanto ringraziamo Andrea, grazie davvero perché hai spiegato in modo fantastico. Venite a trovare Andrea al panificio Zanarotti per assaggiare ovviamente la pizza, ma tanti altri prodotti che poi prepareremo insieme. Quindi Andrea, Sempre i prodotti della tradizione. bravissimo, ricordiamolo bene, tradizione, qualità soprattutto. Esatto. Andrea, grazie di cuore, Niente. ci vediamo alla prossima. Grazie a te, Adesso Andrea. aspettiamo Marco allora, Certo, giusto? aspettiamo Grazie Marco. ancora, grazie mille. Ragazzi, non so voi, ma a me sembra di essere veramente nel cielo azzurro. Guardate qua, sembra proprio una bollicina. Eccolo qua, Marco! buongiorno. Ragazzi, è arrivato Marco. Buongiorno. Ovviamente, Marco, ricordiamo. Quarta generazione. Quarta generazione. Quindi, ragazzi, il discorso di prima, tradizione e storia di una famiglia che porta avanti veramente con amore, con passione, con studio, perché insomma c'è tanto studio dietro questo Ricerca. bravissimo ricerca, Ricerca. questo meraviglioso mondo, che è quello dove mettete la panetteria, con tutte le sue sfumature, quindi dolci, pane, schisotti. Certamente. Allora Marco, Andrea ti ha passato la palla, ha detto adesso arriva Marco che ci farcisce la pizza. Mi ha passato una gran palla. Ti ha fatto un passaggio meraviglioso Veramente e adesso è il tuo super, turno. Allora, super. stupiamo a casa, diciamo, che idee hai per farcire ovviamente la pizza? C'è qualcosa di particolare? Magari le faccio uno anch'io, dimmi Allora, te. facciamo una cosa del genere. Dimmi. Tu mi fai una verdura. Una verdura. scegliti Ok, scelgo le verdure che ci apri sono pure, Io Sorpresa? invento. Sorpresa, allora proseguiamo e Invento. facciamo la pizza. Visto che la creatività. Esatto, cioè Marco è un creativo. Partiamo, allora io Va prendo bene. gli ingredienti da Vai. qua. Scegli. Scelgo. Fai. Va. Vai. Allora Marco, cosa dici? Intanto guardate la differenza. E cosa dici? Insomma, Guarda, io ti direi. Sì. Un po' più di ingredienti intorno Ok. fino a quasi il cornicione. quindi riempire con un po' più... Ma Riempire. perché allora? Perché questa è una base. Ok, Già quando la facciamo, la pesiamo, pesa 400 grammi. aspetta, quindi una base solo pesa 400 grammi. 400 grammi solo Ragazzi, la base. una base pesa 400 rispetto a una pizza normale che va sui 120, 150 sì, grammi, sì, quindi sì. Maria, bellissima. Quindi più ingredienti, Più giusto? ingredienti, difatti è una pizza che è venduta a peso. A peso. Allora facciamo una cosa, aggiungo gli ingredienti e poi le inforni. Perfetto. Faccio. Vai.
Allora Marco, le pizze sono pronte, ma adesso Marco ci svelerà e ci regalerà un'altra bellissima ricetta. Una ricetta che io sinceramente non ho fatto tante volte, quindi sono qua apposta per raccontarla a casa. Che ricetta è, Marco? Lo schisotto. Lo schisotto. Conoscete voi lo schisotto? Allora Marco, raccontiamolo a casa perché tanti non conosceranno la storia. Cos'è lo schisotto? Lo schisotto è una ricetta della tradizione. Prima cosa. È una ricetta di contadini. E la ricetta ha 100 anni, si può dire. Mamma mia, quindi ragazzi può parliamo dire. di una ricetta povera anche, Sì, giusto? molto molto povera. Perfetto. Molto povera. I contadini che avevano mucche, maiali e coltivazioni di frumento potevano benissimo Farsi lo schisotto. E forse era un piatto che proprio facevano con quello che c'era a casa, quindi frumento, maiale, tutto impastavano. E soprattutto una volta si cucinava sulle bronze. Ragazzi, si cucinava sulle bronze, cioè parliamo, ecco, oggi questa cosa ovviamente non si può più fare, o si può fare a casa, può fare eccetera, a casa. Però, Marco, una cosa importante, io entrando ho visto nella vetrina tanti bei tipi di schisotto, non ce n'è uno, perché quanti tipi di schisotto fate voi? Allora, i tipi sono tanti. Esatto. Ne prendiamo 3. 3. Pancetta, prosciutto crudo e e naturale. Allora, solo 3 ci fanno venire l'acquolina in bocca. Quale prepariamo insieme noi oggi? Oggi prepariamo prosciutto crudo. Prepariamo lo schisotto e il prosciutto crudo. Quindi adesso io mi tuffo dentro la vasca, giusto, la planetaria, perché Marco ci fa vedere la ricetta dello schisotto e il prosciutto crudo. Beh, ascolta Andre, io vado a infornare Ok. un altro schizotto e ci vediamo però fermo qua. Sì. Perché ti porto a fare la fugassa con mia sorella. Sì. Vado anche a chiamarla. Guarda, io proprio qua, va bene? Sì, Aspetta un po', aspettami, grazie. aspettami, Va bene, io va bene, arrivo, sì. arrivo. Sì. Andre? Ecco, Insomma, ti ho pronto. detto- Scusa, guarda, ero qua da solo, aspetta che c'era la pizza. No, beh, tranquillo, ascolta, io adesso ti porto a mia sorella, tu tieniti pure la Sì, pizza. no, non vieni, mangio adesso. No, ok, aspetta, metto, ok, andiamo. Vabbè, Andiamo. scusa Andiamo, ancora, che ero qua da solo Dai, e non riuscivo a resistere. Forza, Grazie. forza. Ragazzi, siamo arrivati al dolce. Marco ci ha accompagnato proprio qua da Marta. Ciao Marta. Ciao Andrea. Allora, siamo al dolce. Quindi, che dolce prepariamo oggi, Marta? Oggi prepareremo la fugassa. Ragazzi, la fugassa. Se non avete mai sentito parlare della fugassa, adesso Marta raccontaci un po' cos'è questa fugassa. Allora, questa fugassa è un dolce povero, un dolce che facevano una volta i contadini. Perfetto. Perché l'elemento principale è la polenta. È la polenta, ottimo. Esatto. E È un dolce a cui sei affezionata, vero? Sì, è un dolce che la mia famiglia tramanda da 4 generazioni. Ragazzi, 4 generazioni di fugassa, quindi Esatto. non è buona di più perché dentro c'è tutta la vostra storia, le vostre generazioni, la vostra famiglia. Esattamente. Allora, la ricetta è difficile. La ricetta in realtà è molto semplice, non ha niente di complicato. Io direi adesso, Marta, cosa dici? Facciamo vedere a casa. Partiamo. Partiamo. Mi raccomando, seguite bene i passaggi perché li faremo vedere in video. Partiamo con la ricetta. Andiamo. Marta, l'impasto della fugassa è pronto. pronto. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo metterlo nella teglia. Ma no, ma scusa, non so io, ma non eri così alta prima? La fugassa fa crescere. La fugassa fa crescere, ragazzi, in dialetto belga, la fugassa fa crescere, quindi mangiatene, ma venite a mangiare questa perché Questa, è come la pozione assolutamente. di Asterix e Obelix, fa Esatto. crescere. Partiamo, cosa facciamo Vai. adesso? Adesso da qui dentro andrà a finire qui Perfetto, dentro. allora partiamo, vai. Partiamo. Intanto io faccio la grande, Andrea. Sì, io faccio la piccolina che se faccio danni a me non ne consumo Esatto, poco, ok? Ok, dai, però vai. sono fiduciosa. Mamma ragazzi, c'è un impasto che è meraviglioso. Guardate che meraviglia l'impasto, bello cremoso. Oh, questo è il famoso impasto della fugassa. Dopo noi andiamo a metterlo in forno, giusto? Esatto. Ma che tempi di cottura ha la fugassa? Per la fugassa ci vuole un bel po', un'ora e un quarto di ok, cottura. quindi Un'ora e un insomma, quarto, un'ora e mezza. Diciamo insomma. che schisotto e fugassa ha dei bei tempi, giusto? Esattamente. Rispetto alla pizza di prima, quindi fugassa un'ora e un quarto e anche qualcosa in più volendo. Temperatura non troppo alta, o sì? 220. 220, perfetto. Quindi
Guardate che intanto la mano della Marta, dopo vedete la mia sarà un disastro, però Marta puoi darmi il voto anche alla fine, ok? Va bene. Una volta messa si stende anche. Si stende un po' così Ok, per guardate. coprire tutti i buchi. Che meraviglia, ragazzi. E intanto vediamo. Ci siamo? Se mai dopo aggiungiamo un po'. Bellissimo. Provo anch'io. Vai. Siamo pronti. Vado, cambio. Vuoi anche tu lo sgabello? Anche No, se sei comunque no, grazie. Grazie così, ma... Guarda, cosa dici? Tanto la mano c'è, vero? Perfetta. C'è. C'è, qualcosa c'è. Le nostre fugasse sono pronte. Esatto. Adesso dobbiamo andare ad infornare tutto, giusto? Yes. Quindi, ascolta, io questo posso assaggiare, vero? Certo Mi gira, che mi puoi. nascondo, mi metto Vai, il vai, lontano. vai. Mamma mia, che bontà. Bontà. Bene, sono contenta. Ma si può mangiare anche cruda la fugassa volendo? Meglio No. cotta, Meglio meglio cucinarla. cotta. Allora andiamo a cucinarla? Andiamo. Partiamo. Vai. Ragazzi, insomma, oggi una giornata meravigliosa. Io direi un grazie a Marco, Andrea, a Marta, perché guardate qua, che spettacolo. Io ho fatto cose che non avevo mai provato. Dallo schissotto al prosciutto crudo, dalla torta fugassa alla meravigliosa pizza. Ovviamente ne manca uno spicchio, non so perché, però, giusto Marco, però abbiamo scoperto chi è stato. Insomma, cosa dirvi? Io vi ringrazio. La cosa importante per noi a casa è far conoscere le tradizioni, la qualità e le persone che ci sono dietro. Perché dietro questi bei prodotti c'è il lavoro di chi fa tanti sacrifici con passione, dedizione e studio. Quindi grazie davvero. Noi per chiudere bene tutto diciamo sempre ai nostri telespettatori, mi raccomando, state State con con noi. noi.